Assessore Ceretta, parliamo di questa iniziativa, possiamo dire, per dare ulteriore sicurezza ai cittadini legata alla Polizia Municipale. Si tratta dello spray peperoncino che andrà tra l'altro appunto in dotazione al corpo dei vigili urbani del Comune di Gorizia entro pochissimi giorni, anche perché poi tra l'altro è stato completato anche tutto il ciclo di addestramento appunto del personale della polizia locale e adesso potremo dare appunto e far uscire i nostri vigili con la dotazione anche dello spray peperoncino che, premetto, è un deterrente, non è un'arma, non sono cose offensive, ma chiaramente sono qualcosa che servono se non altro per autodifesa. E poi comunque è un sistema ulteriore per difendere il cittadino dal malintenzionato. Assolutamente sì, è uno strumento che, ribadisco, non invasivo, è una cosa chiaramente che può dare estremamente fastidio, però, ribadisco, viene utilizzato come deterrente. Stesso discorso valeva per i tonfa che poi, ahimè, qualcuno ha ritenuto non legali per il corpo delle polizie locali, perciò di conseguenza abbiamo dovuto metterli negli armadi e lasciarli là.